Buonasera a tutti, siamo all'8ª puntata di questo Cesare's Corner. Prima di iniziare direi innanzitutto che la puntata della scorsa settimana è stata un successo incredibile, quindi ringrazio tutti quelli che hanno chiamato durante e dopo la diretta. Noi avevamo staccato tutti i centralini, non c'era neanche il numero, come sempre in sovrimpressione. Vi ringrazio perché ha dimostrato intanto i vari messaggi, Instagram, Facebook, chat, storie, post, di tutto e di più, galleristi che mi hanno scritto, mi hanno detto bravo perché hai presentato un artista difficile. Se io venissi qua oggi con un artista, uomo, di una certa età, con una certa biografia e italiano è una cosa. Se vengo con una donna, giovane, straniera, è molto più difficile da presentare, ci sono tanti ostacoli da superare. Invece la risposta è stata veramente ottima, quindi vi ringrazio tutti. Però ecco, la seconda parte di questa diretta, gli ultimi 10-15 minuti, voglio rispondere ad alcuni commenti che ci sono stati su un mio post di Facebook dove ho appunto ricondiviso questo video della nostra diretta di venerdì scorso, perché ci sono stati dei fraintendimenti, quindi è mio compito anche andare a chiarire alcuni dubbi che ci sono stati a riguardo. Inizio però presentandovi una mostra che per la prima volta non vedrete, perché questa mostra si tiene alla Fondazione Quirini Stampaglia di Venezia. È arrivato l'avviso che è una delle tante sedi che ora sono attualmente chiuse a causa di questo coronavirus, non si sa quando riaprirà. Era fissata una chiusura già superata come data. È stata prorogata fino all'11 maggio questa mostra, però non si saprà se sarà possibile visitarla magari a inizio aprile, fine aprile, non lo so. Nel caso fosse possibile, io ve la consiglio caldamente perché è una mostra che è geniale, è veramente geniale questa mostra. In una sede, ecco, spendo due parole anche sulla sede. La Fondazione Quirini Stampaglia è una di quelle sedi considerate secondarie a Venezia. Secondarie non perché non abbia una collezione importante, anzi molto di rilievo, non perché sia una fondazione più recente di altre, per il semplice fatto che fa meno affluenza rispetto alle gallerie dell'Accademia, rispetto al museo di Capesaro, Fondazione Cini, Prada, François Pinault, quindi Palazzo Grassi, Punta della Dogana. È una sede un po' più di nicchia, anche separata rispetto al centro storico. Diciamo che uno se va lì è perché proprio l'ha cercata e anche bene, perché sono 40 minuti ai piedi dalla stazione, un po' dispersa, quindi non è facile che ci siano tanti visitatori. È anche il bello però di una sede come questa, perché vanta una collezione di assoluto rilievo, da opere di Giovanni Bellini a Canaletto, da Kossuth a Arturo Martini, quindi c'è veramente di tutto. Spazia dal 500-600 fino a oggi e questo essere di ampie visioni le permette di allestire poi mostre anche molto eterogenee tra loro. È una fondazione che più di altre in occasione di Biennale di Venezia, in occasione di eventi un po' più contemporanei, riesca a vestirsi a sua volta di una veste molto più fresca e contemporanea. In occasione della Biennale, che è appena finita, c'è stata la mostra di Jörg Immerdorf, c'è stata la mostra di Romano Palca e Maria Teresa Sartori, c'è stata la mostra di Luigi Pericle, una figura che è stata da poco riscoperta grazie alla attenta lettura critica di Philippe Daverio. Quindi si allestiscono mostre molto interessanti e anche diverse dal solito. La mostra di cui vi parlo oggi, che ho avuto modo di vedere diverse settimane fa, è una mostra che riguarda un celebre luogo a Venezia che è la Trattoria All'Angelo. Diciamo un luogo che ha visto aprire i battenti intorno agli anni 20-30 e ha rivestito un ruolo importantissimo per tutti gli anni 40, 50, 60, anche oltre. Però quelli, gli anni dal 40 al 60, erano gli anni in cui Venezia era veramente la capitale d'Italia e forse anche d'Europa per l'arte contemporanea. È un argomento su cui io mi sono
laureato, avevo un capitolo della tesi solo sul contesto economico, socioculturale e artistico di Venezia degli anni 40-60, quindi rivedere una mostra in cui c'erano dei documenti che io ho cercato per mesi in archivio, nelle biblioteche, nei vari fondi, e rivederli tutti ripubblicati è stata una sensazione stupenda per me. Allora, inizio dicendovi che in questi anni, diciamo dal 48, che è la data diciamo, considerata più importante in quegli anni, perché il 48 è l'anno in cui avvengono una serie di eventi, quasi per coincidenza si attraggono l'uno con l'altro, che hanno permesso a tutti di ricordare quella data come la data di partenza da cui l'arte contemporanea a Venezia trova un nuovo respiro. È l'anno in cui riapre la Biennale del 48, la prima che vede a capo come segretario generale Rodolfo Palluchini, quello che poi la gestirà per 4 edizioni di fila, una Biennale che cerca di, come si può dire, andare a recuperare tutto quello che non era stato per nulla esposto in Italia ma neanche in Europa in generale durante tutto il periodo fascista, durante la dittatura, quindi tutta quell'arte che era all'epoca considerata arte degenerata, mi riferisco all'astrattismo, al cubismo, a parte dell'impressionismo, quindi tante correnti che venivano proprio scartate, venivano censurate, bruciate le opere d'arte, requisite dai nazisti. Ecco che allora Palluchini dice: ci ritroviamo in una Venezia che è rimasta ferma agli anni 20, non abbiamo visto realmente qual è stata l'evoluzione negli ultimi 30 anni, quindi il nostro compito è, prima che di proporre il contemporaneo, andare a recuperare tutto quella sorta di arretrato che abbiamo nei confronti di tutta Europa. Ecco che sempre nel 48 il padiglione della Grecia non espone perché è in piena guerra civile. Viene proposto allora da San Tommaso di far esporre in quel luogo la collezione di Peggy Guggenheim. All'epoca Peggy Guggenheim era arrivata a Venezia intorno al 46-47, si era trasferita da New York dove aveva la sua storica galleria Art of This Century e ha spostato la collezione a Venezia. Compra il palazzo dove ora c'è anche la sua casa museo, il Palazzo Venier dei Leoni, e San Tommaso propone di esporre tutta la collezione all'interno del padiglione della Grecia. Ecco che quello sarà anche uno delle punte di diamante della Biennale del 48, perché grazie alla sua collezione in Italia e in Europa si vedono per la prima volta le opere di Pollock, si vedono per la prima volta le opere dei surrealisti, degli espressionisti americani che si stavano formando. Lei aveva già Pollock, aveva comprato Franz Kleen, aveva di tutto, Rothko. Ecco che tanti artisti che hanno visto quella Biennale, perché nel 48 si parla di come si può dire, un numero di visitatori che, se lo rapportassimo a oggi, era il triplo veramente. Tutti hanno visto quelle opere, queste soluzioni formali verranno recuperate da tanti artisti che poi daranno vita allo spazialismo veneziano, lo spazialismo di Milano, quindi vari gruppi si rifanno a questa Biennale. È anche l'anno però in cui si ritrovano, sempre per una coincidenza di eventi, anche un gallerista, Carlo Cardazzo, che già prima aveva aperto la sua storica sede, la Galleria del Cavallino a Venezia, si ritrova Peggy Guggenheim, si ritrova Marchiori, il critico che poi battezzò il Fronte Nuovo delle Arti, e si ritrova anche una figura che sono i proprietari del Hotel All'Angelo e poi anche del ristorante. Questa sede, io vi mostro il catalogo, che però, ecco, il colmo è che l'hanno fatto di verde, quindi questo catalogo mi buca lo schermo e si possono fare questi giochetti qua. Non ve lo posso mostrare, diciamo che ho un video con questo. Vi consiglio di prenderlo perché credo sia il catalogo più bello, più completo, più preciso che abbia visto nell'ultimo anno.
quindi è pieno di documenti che mi rendo conto della difficoltà di riuscire a reperirli, metterli insieme tutti in un unico colpo. Se ce l'avessi avuto per la tesi avrei fatto tanta meno fatica di quella che ho fatta, perché qua c'è veramente tutto, foto in alta risoluzione, tutte le opere esposte. Il ristorante all'Angelo perché è importante? Perché oggi si è scelto di allestire una mostra su questo? Per il fatto che questo hotel e ristorante apre intorno agli anni 30, fin da subito si caratterizza per essere, diciamo, diretto da due fratelli, Vittorio e Renato Carrain, insieme alla madre Antonietta, che hanno, diciamo, come si può dire, sono indirizzati all'arte, sono dei profondi amanti e conoscitori. Un giorno, per caso, arriva in questa trattoria un gruppo di giovani studenti dell'Accademia e autodidatti anche, che si fermano fino a tarda notte a bere. Alla fine, quando è ora di pagare il conto, Antonietta, la madre, si avvicina e mostra il conto, si fa avanti il capo del gruppo di questi giovani molto anche avanti con l'alcol, e questo giovane dice: ho in mente di pagare con un mio disegno. E subito la madre resta un po' sconvolta, perché dice: ma come, non mi era mai stata fatta una proposta simile? Siamo nel 37-40 circa. Ecco, la madre accetta perché il figlio Vittorio e Renato insistono. Ecco che quella diventa la prima opera a far parte della collezione dell'Angelo. L'artista si chiamava Emilio Vedova, quello era uno dei suoi disegni giovanili, lui non aveva neanche 20 anni. Da lì in poi sempre più artisti si recano lì sapendo che si può pagare tramite opere. Ecco che allora si assiste a una sorta di esplosione di opere d'arte, i muri di questo ristorante vengono saturati dalle opere, però giustamente Vittorio e Renato non si sentono abbastanza competenti da creare una loro linea. Ecco che si affidano a Marchiori, un critico che, fatalità, abitava proprio sopra il ristorante, e diciamo che questo critico si propone di aiutare i due fratelli ad espandere la collezione e a seguire alcune linee. Li indirizza nel 46-48. Nel 46 iniziamo ad assistere ai primi lavori che vengono realizzati su commissione, quindi non solo artisti che pagano i pranzi con le opere, ma artisti che ricevono soldi per eseguire opere che oggi definiremo site specific nel ristorante. Mi riferisco a 3 trittici, quello di Vedova, quello di Pizzinato e di San Tommaso, che realizzano questi lunghi fregi olio su tela meravigliosi, che sono stati esposti lì e che segnano l'inizio anche del Fronte Nuovo delle Arti, perché il Fronte Nuovo viene firmato l'1 di ottobre e il 29 di settembre, quindi 2 giorni prima, vengono inaugurati proprio questi 3 trittici. 2 giorni dopo nasce il gruppo. Nel 48 sono presenti alla Biennale, nel 50 si sciolgono, dove anche in quel caso si sciolgono all'interno del ristorante. Ed ecco che da lì in poi si assiste a una crocevia di non solo artisti, ma filosofi, scrittori, politici, attori, divi del cinema. Quindi veramente un fermento culturale incredibile. E da lì in poi sia questo luogo, sia il ristorante La Colomba, che è, diciamo, l'avversario, il degno rivale dell'Angelo, iniziano a contendersi gli artisti. Addirittura abbiamo casi di lettere, ad esempio Tancredi, che riceve la proposta sia da Arturo De Ana, il proprietario della Colomba, sia da Renato Carrain dell'Angelo, per realizzare opere su entrambi. Poi alla fine Tancredi sceglie di realizzare il soffitto della Colomba, di cui oggi non c'è rimasto più nulla se non un cartone fatto anche a pezzi. Però ecco, artisti che vengono addirittura contesi dai ristoranti. E in effetti si potrebbe scrivere una storia dell'arte del Novecento solo analizzando ristoranti, caffè, trattorie. Se ci pensate, dal dadaismo alla scuola di Piazza del Popolo, tutti i gruppi hanno avuto un luogo di ritrovo che in questo caso, in quegli anni 50, 60 e via così, erano i caffè. Oggi non credo che esista un luogo in grado di riunire tutti quanti come
era all'epoca un luogo simile. Forse negli anni 70-80 lo sono state alcune gallerie importantissime, però anche quelle oggi non riescono più ad attrarre un pubblico così sia eterogeneo, sia esteso, non solo artisti, ripeto, di tutto e di più. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda il video, ci ritroviamo tra poco con gli ultimi commenti e considerazioni a riguardo. Prego regia. Allora, concludo il discorso dicendo che questa mostra è stata comprata per intero, ben prima di allestirla, da una figura molto nota, Zerbinati, quindi sono tutte opere prese da lui. Per il fatto che lui era un amante di questo luogo, ha deciso di salvare un patrimonio simile che altrimenti si sarebbe sicuramente disperso. Difficilmente quando vengono alienate collezioni che contano più di 150 artisti diversi, 2-3 opere l'uno, poi telegrandi, disegni, acquarelli, di tutto, si riesce a trovare un'unica persona che compri tutto. Quindi il più delle volte si dividono queste collezioni. Zerbinati ha deciso di salvare una simile, è una testimonianza storica a tutti gli effetti, l'ha riproposta alla fondazione. L'unico neo della mostra è proprio il fatto che è stato dedicato forse poco spazio in termini di allestimento, è stata realizzata con un budget secondo me troppo limitato per il fatto che c'erano tutti i vetri non con l'antiriflesso, quindi era difficile vedere alcune opere. Illuminazione molto scadente, opere volutamente ammassate perché quella era la disposizione che avevano all'interno del locale, punti a favore la ricostruzione storica, il catalogo eccezionale
e la ricostruzione di quella piccola tavolo rosso con le opere, che era il tavolino riservato sempre a Peggy Guggenheim. Quindi hanno recuperato l'allestimento vecchio e hanno inserito le opere che c'erano nelle foto storiche che avete visto scorrere. Quindi in termini storici è una mostra che resterà sicuramente. Il testo è, secondo me, questo sarà un testo imprescindibile per chiunque voglia realizzare una tesi, approcciarsi a questo argomento. Quindi nel caso dovesse riaprire da qui all'11 di maggio è obbligatoria da vedersi questa mostra. Ora, andando invece al discorso che vi dicevo all'inizio, quindi ad Alina Ditot, l'artista che ho ospitato la settimana scorsa, vi dico già che avevo postato questo video su Facebook, per assurdo è stato bombardato di critiche più che di complimenti, c'erano anche quelli ma erano soprattutto critiche. Critiche relative a cosa? Più che alle opere, ho visto, e già qua mi faccio due domande, relative al modo di esporsi e di presentarsi dell'artista. Cioè tanti hanno detto, sembra che non sappia di cosa stia parlando, sembra che non conosca la materia, sembra che stia improvvisando, sembra che. E quindi hanno fatto passare da questi commenti l'artista come una che si è inventata artista il giorno prima di venire in diretta. Quando invece, andando a vedere un po' di più la biografia, opere archiviate al MoMA di New York e al Met, mostre in tutta Europa, a New York, quindi se uno andasse un po' più a studiare prima di commentare sarebbe meglio. Qual è stata la grave mancanza, la superficialità di tanti di quelli che hanno commentato? Il fatto che, io l'ho visto negli insight, quindi nella parte di analisi dei video su YouTube, a chi li posta esce sempre il dato di analisi. Quindi ho visto che su 500 e passa visualizzazioni, in un video di 40 minuti, il tempo medio è stato 4 minuti e mezzo. C'è sicuramente chi si è visto tutto il video, però se il tempo medio è 4 minuti e mezzo sono molti di più quelli che non l'hanno visto tutto. Quindi già commentare avendo visto 4 minuti su 40 mi fa capire che tanti hanno proprio sparato a caso. E quindi già questo il primo punto. Seconda cosa, il fatto che tante critiche siano arrivate da chi? Non da critici d'arte e nemmeno da semplici appassionati disinteressati, ma da artisti che si sono proposti qui, che sono stati rifiutati e che quindi tra frustrazione, invidia e chi lo sa cosa si sono, diciamo, arrabbiati contro l'artista di turno. Non ho dubbi che se fosse stata al posto di Alina un altro artista sarebbe stata la stessa cosa, per il fatto che le motivazioni non sono più le opere dell'artista o l'artista in sé, sono queste frustrazioni che hanno loro da sfogare. E chiaramente, essendo questa l'unica diretta che ha poi una ripercussione anche sui social, perché io poi vado a ricondividere un giorno, 2 giorni dopo tutte le dirette, ecco che questi leoni da tastiera si divertono a sparare a caso su tutti. Altra cosa è il fatto che è stata accusata l'artista di non sapersi spiegare bene. Allora, io ripeto, intanto un'artista non italiana, difficoltà della lingua, prima cosa, e già uno che non se ne rende conto ha capito poco e niente della cosa. Altro fattore, il fatto che era la sua prima volta in diretta, e per chi pensi che sia semplice essere ora di fronte allo schermo, non lo è per niente. Io sono alla 70esima e passa volta che vengo in diretta, i primi 3 secondi prima di iniziare, dove vedo il timer, sudo freddo anch'io, e credo anche i presentatori che sono qui da molti anni. Quindi per una persona alla sua prima volta mezz'ora di trasmissione non è facile, soprattutto perché non c'era niente di strutturato, noi non abbiamo il gobbo, le trasmissioni non sono come si può dire, rimontate dopo, è tutto in diretta, se uno dice una cavolata resta, viene salvata, resta sui social, sulle repliche, su tutti i canali che lo ritrasmettono, quindi uno prima di dire una cosa ci pensa 10 volte. È chiaro che poi si fa fatica ad esporsi per quello che realmente si è. Io stesso vedo che
mi preparo ogni volta prima di essere qua un discorso, scelgo una linea, me lo studio bene e quando arrivo qua, già dopo il primo mezzo minuto, ho preso un'altra direzione. Perché quando si è qua, il vocabolario che si ha di termini viene compresso. Infatti mi rendo conto che quando scrivo molto meglio di quando parlo, ma perché ho tutto il tempo di ripensarci, di ricalibrare i termini, trovare un ritmo alle parole. Quando si è qui è un macello, è una cosa proprio che, infatti io ho anche scritto in maniera provocatoria, visto che sembra così facile essere dietro la telecamera, vi invito a venire qua, tutti quegli artisti che hanno detto non si spiega bene, ma che razza di artista è mai questa, non vale niente, su e giù. Venite voi qua con me e voglio proprio vedere tutto improvvisato quanto siete fenomeni, perché allora sarebbe veramente da metterli uno in fila all'altro e provare coi fatti quanto loro dicono poi con le scritte e i post su Facebook. Altra cosa, il sapersi spiegare bene non è necessaria, anzi non è in alcun modo prerogativa di un artista. È un compito mio, è un compito del critico, è un compito del curatore, chi lavora con la parola. Se l'artista ha fatto l'artista e non ha fatto lo scrittore, non ha fatto il giornalista, non ha fatto il poeta, sarà perché il linguaggio pittorico è molto migliore in lui di quello verbale. Quindi già questo ci porta a dire che non possiamo aspettarci che l'artista sia un fenomeno a voce. Infatti io ho risposto a tanti di questi dicendo: avete mai visto voi le interviste dei più grandi artisti della storia? Giacometti, io l'ho presentato qui, se non sbaglio, 2 settimane fa, la mostra a Verona al Palazzo della Gran Guardia. Ho ripescato un video storico di Giacometti in cui parla delle sue opere. Ora ve lo ripropongo in diretta, voi vedrete un artista che sembra non sapere nulla di quello che sta dicendo, l'artista che costa più di tutti nella storia dell'umanità, quindi non l'ultimo, l'artista top in scultura, sembra una barzelletta. Chiedo alla regia di mandare in onda il video, prego. No, fino adesso non ho mai fatto, non un giorno, dal 35 in poi non ho mai fatto una cosa come volevo. Sempre uscito un'altra cosa più quello che volevo, sempre. Io vorrei fare teste normali, figure normali. Insomma, non ci riesco. Ma lei come giudica in generale le sue opere? Male. Beh, sono tutte scadenti. E questa è la forza dell'artista, no? Ma no. Una continua ricerca. No, non sono riuscite. Sono delle ricerche mancate. Unicamente le ricerche mancate. Ma eppure, partendo dal principio di crederla, lei persevera in questa ricerca sempre seguendo una determinata strada. No. Come ho sempre mancato, si ha voglia di provare, no? Continuare a provare. Vorrei riuscire a fare una volta la testa come vedo, no? Come non ho mai riuscito, continuo. Ciò che bisogna avere una bella dose di imbecillità per continuare, In realtà, vedendo che non so fare niente, dovrei smettere. Con un po' più di intelligenza smetterei, Come preferisco fare quel lavoro lì che un altro, Ma lei a volte non è tentato di riprendere la sua, se possiamo dire, prima maniera? No, per niente. Ho capito di che si tratta, non mi interessa più, Non potrei fare che delle ripetizioni di quello che ho fatto, non c'è più avventura. Un oggetto, se lo penso, quelle erano cose che sapevo cosa volevo fare prima di cominciare, no? Le vedevo chiaramente finite nella loro materia. Allora per farle non è più che un'esecuzione, no? Senza difficoltà. Perché è una cosa che immagino, dunque non copio quello che immagino.
dunque lo faccio per forza. Invece di fare una cosa che mi esteriora una testa, non la capisco. Dunque, se voglio fare la sua testa, lei mi posa, non la vedo che provando a farla, più la vedo, più diventa difficile realizzarla, no? E allora lì, come fino adesso non ho mai riuscito, sono molto più curioso di vedere dove arrivo facendo una testa che tutte le sculture possibili, anche un uomo che cammina come c'erano, no? Non mi interessa più, perché in realtà è la proporzione, il movimento, no? Sono cose relativamente facili. Ecco, questo per dimostrarvi che il punto più fermo in scultura del Novecento non è che se la cavi proprio benissimo a parole. Non credo che nessuno avrebbe però il coraggio di dire che non sia un grande artista, un artista immenso, intoccabile, solo perché non si spiega bene a parole. C'è una gran parte di conoscenza, che è quella non verbale, che non si esprime di sicuro parlando del proprio lavoro, anche perché per un artista è quasi più importante il non detto del detto, che è una conoscenza delle tecniche, dei materiali, del vissuto anche, che nessuno di noi può giudicare sulla base di una descrizione di un quadro o del perché ha scelto un colore o un altro. C'è una grande parte all'interno del lavoro, soprattutto di un artista che non fa figurativo, perché all'interno del figurativo io vi dico, questo è un albero, chiunque mi comprende, chiunque è d'accordo con me, nel momento in cui cerco di dare una descrizione verbale a un gesto, a una macchia, a un'impressione, non posso più usare dei termini che si rifanno alla realtà. Questa macchia sembra un albero, perché sto già sbagliando nell'informale, non devo usare il criterio del mi sembra una cosa, perché a chiunque sembra un'altra cosa magari. Devo andare a usare i termini dell'espressione, dell'emozione, della sensibilità. Quei termini sono troppo difficili, si apre un ventaglio di termini utili che è infinito e io magari non riesco a trovare quel termine che in voi fa scattare quella scintilla là. Rimane il fatto che fossilizzarsi sul come un artista parla di se stesso è proprio il nulla. Io vi dico, concentratevi sulle opere, concentratevi sul risultato finale visivo e non fatelo guardando 4 minuti su 40 di un video e non vedendo mai dal vivo una sola opera, perché io mi sono rivisto il video, non si vede neanche l'1% del valore fisico del quadro, perché nelle sue opere c'erano squarci, bruciature, cuciture, elementi tridimensionali che la telecamera mi schiaccia sullo schermo e voi non vedete niente di tutta questa tridimensionalità. Quindi io invito tutti quanti a vedere le opere dal vivo, perché io tutte le volte che mi scrivono su Facebook, e mi scrivono tutti i giorni artisti che mi inviano i curriculum, le opere, l'elenco di mostre, cose varie, mi chiedono qual è la tua opinione riguardo al mio lavoro, mi daresti un consiglio per migliorare? Io dico, guarda, non ho sufficienti dati, non ho mai visto un'opera dal vivo, io ti potrei dare un consiglio che sarebbe superficiale e poco professionale. Quindi se non lo faccio io, se non lo fa nessuno dei critici che io conosco, non può farlo un appassionato, un invidioso, un artista mancato della domenica, perché sarebbe il colmo assolutamente. Concludo dicendo che nel video che avete appena visto, la frase più interessante di tutto il video era la frase del giornalista a metà che dice partendo dal principio di crederla. Quindi c'è un'altra cosa, cioè non è che tutto quello che dice l'artista è vero. Il parere dell'artista è essenziale, il più importante è imprescindibile, ma non è la verità. C'è una gran parte di non detto, è una sorta di mezza verità. Quel non detto la completo io, la completate voi, la completa chi ha studiato e può andare ad interpretarle, a completare quella mancanza. Ma non bisogna mai dare per scontato che l'artista ci dica già tutto, ci fornisca già la ricetta perfetta del suo cocktail, perché è impossibile per la timidezza, la paura, il fatto che magari può essere giudicato, copiato da altri, anzi diffidate sempre di quegli artisti che vi propongono la filastrocca imparata a memoria, che vi rispondono a schiocco di dita,
che sembrano non avere nessuna lacuna, che sanno spiegare tutto, ogni singolo gesto. Lì fatevi 2 domande, perché forse non ce la sta raccontando troppo bene. Ora io vedo che ho sforato come sempre, vi saluto, vi auguro una buona serata, ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie.